Era sfuggito alla mamma ed era stato investito da un'auto. 72 ore dopo il ricovero a Padova ha dichiarato la morte cerebrale del piccolo Iaia di appena 3 anni. Il dolore della comunità di Crocetta del Montello. Incubo per un 21enne trevigiano a Gabicce Mare, accerchiato e picchiato da una decina di giovani, rapinato anche della maglietta che indossava. La mamma: me l'hanno massacrato. Scontro tra due auto nel pomeriggio a Montebelluna, una delle due si capovolge, l'uomo a bordo trasportato in gravi condizioni all'ospedale. Serata di furti tra Treviso e Preganzioli, i ladri a volto coperto hanno tentato di entrare in varie abitazioni prima di essere messi in fuga da un residente. Casse di espansione sulle Grave di Ciano, ora i sindaci conoscono lo studio di fattibilità. La sindaca di Crocetta Tormena: il progetto definitivo ancora più devastante di quanto si pensasse. Ondate di calore in Veneto, allerta gialla anche domani. Intanto cresce l'emergenza siccità, le alte temperature e l'irrigazione sospesa da alcuni consorzi rischia di avere conseguenze drammatiche sulle colture. Il gesto di umanità del sindaco di Ponzano Baseggio, che ha riunito la cagnolina Lilli al suo padrone, che dopo un incidente aveva dovuto lasciarla per qualche giorno in canile. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, che si apre con la tragedia di Crocetta del Montello di mercoledì sera, perché si sono spente dopo 72 ore le ultime speranze per il piccolo di 3 anni investito dopo essere sfuggito dalle mani della mamma. All'ospedale di Padova dichiarata la morte cerebrale del piccolo. Il tempismo di poter intervenire con la rianimazione cardiopolmonare ha sicuramente contribuito a mantenere alcuni parametri vitali fondamentali. È chiaro che sì, la situazione comunque era critica sin dall'inizio. Monica Bronca, infermiera al pronto soccorso di Montebelluna, era stata tra i primi a soccorrere il piccolo Yahya Mohammadi. Era stata lei a praticare le manovre di rianimazione, facendo ripartire il cuoricino del bimbo di 3 anni. Il giorno dopo l'incidente raccontava così la tempestività dell'intervento, che aveva fatto sperare, nonostante le condizioni di Yahya fossero apparse sin da subito molto gravi. Quelle speranze finite la serata di sabato all'ospedale di Padova, dove il bambino era stato trasportato. Qui è stata dichiarata la morte cerebrale. Una tragedia che unisce due comunità, quella di Crocetta del Montello e di Cortemaggiore in provincia di Piacenza, dove la famiglia di origine marocchina vive. In questi giorni Yahya con i suoi genitori si trovava in Veneto in visita ad alcuni parenti. Mercoledì, insieme alla mamma e alla sorellina, stava uscendo dal parco tra via Boschieri e via Belvedere a Ciano quando si è consumata la tragedia. Secondo quanto ricostruito, il piccolo sarebbe sfuggito alla mano della mamma attraversando la strada e venendo investito da un'auto che non ha potuto evitare l'impatto. Un istante, una tremenda fatalità. Il bimbo è stato subito soccorso e rianimato da Monica Bronca, poi è ritrasportato all'ospedale di Padova nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Pediatrico. Per 3 giorni il piccolo ha lottato fino alle 22 di sabato, quando è stata dichiarata la morte cerebrale. Il conducente della vettura, che si era immediatamente fermato, il risultato negativo all'alcol test, sarà ora iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. La notizia della morte di Yahya è presto arrivata a Cortemaggiore, dove il bambino viveva con i genitori e i fratelli. Sulla pagina Facebook del comune piacentino il cordoglio. Sindaco e amministrazione comunale, profondamente addolorati per quanto accaduto, rivolgono alla famiglia Mohammadi, anche a nome di tutta la comunità, le più sentite condoglianze e sincera vicinanza per la scomparsa del piccolo Yahya. Non esistono parole che possano far trovare consolazione ad una mamma e ad un papà di fronte alla perdita del figlio. È una tragedia che non sarebbe mai dovuta accadere. Ciao Yahya, il tuo ricordo è con noi, si legge nel post. Lo stesso dolore che accomuna Cortemaggiore a Crocetta del Montello, con le parole della sindaca Marianella Tormena. Ai parenti va tutto il cordoglio da parte mia, di tutta l'amministrazione e di tutto il paese. Sono cose che non dovrebbero accadere. Incidente oggi pomeriggio verso le 17:20 a Montebelluna, dove un uomo alla guida di una jeep si sarebbe ribaltato, si sarebbe scontrato, anche se la ricostruzione è ancora affidata ai carabinieri, si sarebbe ribaltato dopo essersi scontrato contro un'altra vettura. Il tutto all'altezza della rotatoria di via Matteotti. L'auto appunto si è capovolta su un fianco e, come vedete, l'uomo è rimasto incosciente
sopravvive per qualche momento ed è in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna che hanno provveduto a liberare il conducente rimasto ferito, affidandole alle cure dei sanitari del SUEM che lo hanno trasportato al Cafoncello. Sul luogo, per la ricostruzione dell'esatta dinamica, anche i carabinieri di Montebelluna. E adesso quanto accaduto, l'incubo vissuto da un 21enne trevigiano ieri sera a Gabice Mare. È stato accerchiato, picchiato e rapinato da un gruppo di 10 persone, tutto raccontato su un post sui social dalla madre che ringrazia chi ha aiutato il figlio. Mio figlio stanotte è stato accerchiato e rapinato da un gruppo di 10 persone, gli hanno preso anche la maglietta che indossava, adesso è in ospedale a Riccione, dovrà essere operato alla mandibola, me l'hanno massacrato. Inizia così il post di una mamma trevigiana su una pagina Facebook di Riccione, poche righe per dire grazie a quella donna, un'altra madre come lei, che nella notte ha portato al figlio in ospedale una maglietta. Volevo giusto dire questo, sperando che il messaggio possa arrivare alla persona. Volevo ringraziare con tutto il mio cuore la mia anima, quella mamma, grazie chiunque lei sia. Il 21enne che stava facendo la stagione lungo la riviera romagnola, lavorando in uno dei tanti locali di Gabice Mare, stava passeggiando sabato sera quando è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi, prima qualche spintone, poi la violenza con un pugno che lo ha raggiunto al volto, provocandogli la frattura della mandibola. Tutto per rapinarlo, sfilandogli persino la maglietta che indossava in quel momento. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri. Mi rifiuto di cedere all'odio che mi scoppia dentro, lo sfogo di questa mamma che aspetta solo di riabbracciare il figlio. Grave incidente ieri sera poco prima delle 23 lungo l'autostrada A27 all'altezza del comune di Spresiano in direzione Venezia. Coinvolti 3 veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano che hanno soccorso i 4 feriti affidandoli alle cure dei sanitari del SUEM. 3 di loro, tra cui una ventenne e un suo coetaneo, sono stati trasportati all'ospedale. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. L'autostrada è rimasta chiusa per alcune ore per le operazioni di soccorso e per i rilievi della polizia stradale. Anche l'autostrada minacciata dall'incendio scoppiato tra Monfalcone e San Giovanni di Duino. Ci siamo dunque spostati in Friuli Venezia Giulia, in volo 3 elicotteri e un Canadair, oltre all'impegno delle squadre di terra a far paura anche il forte vento. Anche oggi super lavoro di pompieri, corpo forestale e protezione civile per spegnere il rogo scoppiato ieri pomeriggio fra San Giovanni di Duino e Monfalcone. Nella notte le fiamme hanno ripreso vigore, costringendo gli operatori a un lavoro incessante. Continui i passaggi dei 3 elicotteri che facevano la spola fra il fiume Timavo e l'area interessata dal rogo per gettare sulle fiamme quanta più acqua possibile. Già dalle 9 era presente anche un Canadair decollato da Genova che pescava acqua dal mare. Purtroppo però il mezzo ha subito un guasto e dopo pochi sorvoli è dovuto rientrare alla base. Le squadre antincendio boschivo dei vigili del fuoco di Gorizia e Udine impegnate con autobotte e autopompa all'interno dell'area verde, salendo per le zone impervie per individuare e spegnere i focolai. Anche oggi il tratto di strada statale fra San Giovanni di Duino e Monfalcone è stato chiuso al traffico per permettere le operazioni. Fiamme a minacciare anche il versante autostradale, diventato osservato speciale, con il rischio di chiusura del tratto a causa del vento che ha spinto il fumo acre e denso proprio verso il raccordo. Si stima che l'area del rogo sia di circa 20 ettari. Non l'unica emergenza. Stamattina alle 6:30 i vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Opicina e una della sede centrale per un incendio di sterpaglie sulla strada napoleonica. I pompieri sono riusciti a domare l'incendio prima che raggiungesse il costone particolarmente impervio, limitando la zona bruciata a circa 3.000 metri quadrati. Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno iniziato la bonifica. Bonifica anche a Sels, frazione di Ronchi dei Legionari, dove ieri era divampato un altro rogo. E incendio nel pomeriggio intorno alle 16 nella laguna di Venezia, nel canale Cunetta a Fusina, per il rogo che ha interessato un'imbarcazione con 4 persone a bordo. Sul posto è intervenuta un'autopompa lagunare dei vigili del fuoco proveniente dalla sede di Venezia Dorsoduro. Gli occupanti sono stati soccorsi da un'altra imbarcazione di passaggio. 2 delle 4 persone a bordo sono rimaste ustionate
ricoverate e affidate alle cure dei sanitari del SUEM, mentre le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza dell'imbarcazione e dell'area interessata. Serata di furti tra via Bassa e via Dosson, siamo ai confini tra Treviso e Preganziolli. I ladri a volto coperto hanno tentato di entrare in varie abitazioni prima di essere messi in fuga da un residente. Sono entrati, hanno preso, aveva aperto il comò, avevano 2 scatole che io non metto bottoni, mai ne oro, niente. E hanno preso là. Ha visto che non c'era niente, ha aperto tutti gli armadi, tutti i cassetti di mio marito del comodino, e hanno preso la borsa del Louis Vuitton, quella il borsone grande, perché ne ho delle altre, ma sono qua in entrata, che io chiudo sempre le porte, perché so che da quella parte loro entrano sempre. Erano circa le 22:30 quando i ladri hanno fatto visita per la terza volta in questa villetta di via Bassa tra Frescada e Preganziol, una lunga via residenziale che di fronte a dei campi nei quali poi i malviventi si sarebbero nascosti per sfuggire ad un residente che li ha inseguiti e ai carabinieri che sono arrivati subito dopo il colpo. Tutti giovani, a volto coperto, forse in 3 o in 4, avrebbero rubato una scala in un cortile in una casa all'inizio della via per poi intrufolarsi nelle varie villette. In una casa non abitata avrebbero rubato dei materiali di valore, in altre bisognerà attendere il rientro dei proprietari dalle ferie per capire l'entità del danno. In questa casa invece sarebbero passati da dietro, saltando dalla rete e appoggiandosi all'albero, salendo poi al primo piano. Il marito e il figlio della signora, rientrando dalla serata fuori, li hanno visti, ma non hanno fatto in tempo a prenderli, pur tentando l'inseguimento. Mio marito è andato su, hai capito? E su quello, e mio figlio, come è arrivato mio marito, loro hanno fatto il salto della ringhiera del recinto là. E come mio figlio li ha visti, ha detto, i ladri, ha cominciato a correre, loro correvano ancora di più, lui era scalzo, mio figlio è appena arrivato. Ora che si mette le scarpe, che chiamano al 112, e dopo ha preso anche la macchina, ma allora 2 ragazzi sono partiti da di là. Dopo mio figlio ha preso la macchina, andato a vedere, è anche andato di là, anche ieri mattina, a vedere se ha mollato la borsa di là, ma non ho trovato niente. La signora racconta che era rimasta al piano di sopra fino a pochi momenti prima dell'ingresso dei ladri. La sensazione dunque è quella di essere spiati e tenuti sotto controllo, non certo una bella sensazione. Casse di espansione del Piave sulle Grave di Ciano. Ora i sindaci conoscono lo studio di fattibilità sul quale si basa il progetto definitivo dell'opera. La sindaca di Crocetta, Marianella Tormian, dice è ancora più devastante di quanto si pensasse. Una situazione che non credo di dire sbagliato, è devastante, è veramente devastante per questo territorio. Da qualche settimana i sindaci del Medio Piave sono a conoscenza dello studio di fattibilità del progetto per la messa in sicurezza del fiume attraverso la realizzazione delle casse di espansione sulle Grave di Ciano di Crocetta del Montello, e mentre il commissario straordinario dell'autorità di bacino delle Alpi Orientali, Marina Colaizzi, sta procedendo con la progettazione definitiva, sul territorio cresce la preoccupazione. Per quanto possiamo vedere noi, avrà impatti ciclopici su un territorio molto vasto, perché prenderà non solo le Grave di Ciano ma anche un contesto che va da Segusino a Sernaglia, tutto per fermare 100 milioni di metri cubi. Intanto il primo stralcio sarebbero le casse di Ciano per un 30-40 milioni di metri cubi. Il fronte dei sindaci contrari all'opera è compatto e sta cercando il modo migliore per intervenire sulla progettualità e sulla gestione, mirando a coinvolgere la popolazione. Avendo lo studio di fattibilità e un definitivo che si basa su quello, non si può fare altro, far capire a un territorio cosa sta succedendo, cosa significa avere qua 100 milioni di metri cubi di acqua ferma con 1.090 milioni di euro di previsione di spesa. Mi chiedo quante manutenzioni al Piave, quanti interventi potrebbero essere fatti dove ci sono oggettivamente le criticità con una montagna di soldi del genere. 100 milioni di metri cubi. Forse è proprio un paradosso, forse uno scherzo del destino. Erano i milioni del Vajont.
Continua l'ondata di caldo in Veneto, il disagio fisico sarà ancora intenso, specialmente sulla fascia pedemontana, in pianura e sulla costa in graduale aumento. Sulla base delle previsioni meteorologiche, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha dichiarato lo stato di allerta gialla anche per domani per ondate di calore su tutto il territorio regionale. Intanto le alte temperature e la mancanza o l'irrigazione, diciamo in qualche modo tagliata, vista proprio la portata dei fiumi, rischiano di avere un impatto devastante sull'agricoltura. Oggi tutti i bacini idrografici del Veneto sono in una situazione di crisi, così tanto quanto il Po Adige, il Piave, il Brenta, il Livenza. Diciamo che siamo in una situazione molto grave. La poca acqua a disposizione e le altissime temperature che stanno segnando quest'estate 2026 rendono ormai da diverse settimane l'attività dei consorzi di bonifica particolarmente complicata. Stanno lavorando giorno, diciamo, e notte con quelle che sono le poche portate che oggi sono concesse di derivazione per cercare di dare sollievo a quelle che è appunto l'irrigazione e la produzione agricola. Quello che notiamo è una situazione di difficoltà, ci sono alcuni consorzi che hanno dovuto sospendere quella che è proprio l'irrigazione, quindi con impatti devastanti sulle culture. Tutti i secondi raccolti, gli alberi da frutto come pesche, kiwi e mele e ancora alcuni vigneti e naturalmente il riso stanno vivendo una fase emergenziale. La mancanza di irrigazione e il gran caldo hanno messo in sofferenza alcune colture ancora prima di arrivare al raccolto. Le associazioni di categoria agricole tutte dovranno fare lo sforzo di richiedere lo stato di emergenza perché è necessario trovare il modo di ristorare quantomeno gli agricoltori rispetto alle perdite. Ad assorbire con minori contraccolpi questa emergenza quei consorzi che hanno investito su nuove infrastrutture. I consorzi che hanno avuto la fortuna o hanno avuto la capacità di intercettare finanziamenti e quindi di infrastrutturare di più il territorio con nuovi impianti che utilizzano meno portata, meno acqua, hanno la capacità di essere molto più resilienti. Di fronte ai cambiamenti climatici e ad una situazione che non si dovrà più chiamare d'emergenza ma oramai strutturale, sono necessari interventi immediati da parte delle istituzioni. Ci sono necessarie risorse per infrastrutturare il territorio, per fare in modo di avere nuovi impianti che utilizzano meno acqua, ma anche grande possibilità di invasare e trattenerla quando l'acqua c'è. Purtroppo il Veneto ha un dato negativo, non riusciamo a trattenere solo il 4% dell'acqua piovana, mentre dovremmo fare molto di più proprio per superare emergenze e periodi di crisi come quella che stiamo vivendo oggi. L'assessore Dario Bond, presente ad un convegno viticolo a San Biagio di Callalta, parla di situazione molto critica, parlando proprio di siccità, e rilancia la proposta sui mini invasi, ma bisogna investire e subito, dice. Dobbiamo quindi arrivare a creare e a pensare a una serie di investimenti. Lo possiamo fare perché adesso c'è la dichiarazione di stato di emergenza e quindi abbiamo un'attività commissariale, quindi possiamo andare a fare dei piccoli micro invasi utili alle aziende sia in montagna che in pianura. Dobbiamo però cominciare a farli. Abbiamo bisogno di finanziamenti, sì. Io faccio un appello anche al Presidente Stefani perché fra poco chiederò a lui una grossa cifra che verrà messa assieme anche a una grossa risorsa che a livello governativo verrà data per la siccità, perché si è capito che la siccità non è solo siciliana o campana o calabrese ma è anche del nord, però bisogna in qualche maniera remare tutti dalla stessa parte. La siccità estrema, il cuneo salino che risale, l'arsura che devasta colture ma che costringe anche umani e animali a sacrifici che non erano previsti. L'assessore regionale Dario Bond, intervenuto al convegno viticolo di San Biagio di Callalta, è convinto che non ci sia più tempo da perdere e si debba ragionare sui microinvasi, recuperando e in fretta l'esistente. Non possiamo girarci attorno, non possiamo sperare che l'anno prossimo sia un anno diverso, che ci sia dell'acqua. Dobbiamo immagazzinare l'acqua nel rispetto dei cittadini, facendo non grandissimi invasi ma micro invasi sia in pianura che praticamente che in montagna e in collina. Attenzione, per dirvene una così buttata lì,
Il Grappa, che sta soffrendo tantissimo in termini di maghe, ha censiti una serie di piccoli invasi ancora della Grande Guerra che sono lasciati lì e non sono utilizzabili. La domanda che mi pongo, ma perché non li possiamo utilizzare? Addirittura riusciamo a utilizzarli senza anche toccare la terra, basta impermeabilizzare. Allora tiriamoci sulle maniche, tireremo fuori un po' gli schei e cerchiamo praticamente almeno di dare un segnale a questa terra che è arsa e che è in difficoltà. Un convegno che è sempre un punto di riferimento per agricoltori e cittadini e che ha raccontato anche di come il settore si stia muovendo sotto il profilo tecnologico con droni e satelliti per individuare le piante che hanno maggiormente bisogno di idratazione o trattamenti e di quanto sia in sofferenza il settore del vino, soprattutto quello rosso, mentre il brand Prosecco veleggia senza quasi avversari nel mondo, ma per questo merita ancora maggior tutela e controllo. Crediamo sempre che se da un lato l'agricoltura sta innovando molto, dall'altro lato anche gli agricoltori debbano essere disposti ad accogliere questa innovazione e anche a metterla in campo nei propri territori. Questo a salvaguardia dell'ambiente di tutti, un ambiente prezioso che oggi sempre di più dobbiamo riuscire a preservare. E durante il convegno l'annuncio dell'assessore regionale Pavanetto nel 2027 una legge che regolerà proprio l'enoturismo per attirare ancora più visitatori in zone di produzione locale che oggi magari non vengono prese in considerazione. La Giunta regionale naturalmente si è allineata con quelle che sono le volontà del Ministero del Turismo, proprio grazie al Ministro Mazzi oggi si parla di turismi e non di semplice turismo, perché ogni realtà fa storia a sé e in particolar modo il Veneto con 74 milioni di presenze e 22 milioni di arrivi, essendo la prima regione, deve essere all'avanguardia su questo. Tra i vari tipi di turismo c'è l'enoturismo, proprio legato alle nostre terre, alla tipicità e alle peculiarità delle nostre terre che sono particolari e che possono andare dalla pianura alla montagna, passando naturalmente per le colline del Prosecco di Conegliano, Valdobbiadene e di OCG, e tutto quello che oggi è un mercato importante del settore vitivinicolo ma anche dell'industria veneta, in particolar modo visti i numeri, può diventarlo anche per il turismo, e quindi oggi far vivere queste terre di turismo penso che sia importante e sia una missione. Un aggiornamento relativo all'incidente, la notizia che vi abbiamo dato poco fa dell'incidente accaduto nel pomeriggio intorno alle 17:20 a Montebelluna in via Matteotti all'altezza di una rotatoria dove un'auto si è scontrata con una seconda vettura e si è ribaltata su un fianco. L'automobilista dell'auto che vedete appunto ribaltata è finito in gravi condizioni all'ospedale, si tratta di un 80enne del posto, non sarebbe però in pericolo di vita. Con questo aggiornamento ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta. L'intelligenza artificiale non deve far paura, ma servono operatori per le aziende digitali. Confartigianato Imprese Marca Trevigiana scatta la fotografia in provincia della situazione. La richiesta del settore sono sulle 7.700 persone e la carenza attuale siamo al circa quasi al 60% rispetto a quelle che sono le richieste. Nella Marca sono 1.500 le aziende che operano nel settore digitale, alle prese con il difficile compito di reperire personale qualificato in grado di gestire la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale. All'appello mancano 6 operatori su 10. Anche le aziende artigiane, per essere competitive, devono puntare sull'AI che, se gestita nel modo giusto, individuando ruoli precisi per uomo e macchine, non deve far paura. Sempre di più si deve andare verso il dare consegne e ruoli all'essere umano che possano esprimere qualità prettamente dell'essere umano. Quello che invece è automatizzabile, quello che risponde a delle logiche molto più meccaniche o di grandi volumi, può essere assegnato ad un'intelligenza artificiale. Tutto questo salvaguardando i posti di lavoro, puntando sempre più sulla preparazione e la competenza del fattore umano. Nessuno di noi, nemmeno lontanamente, visto anche la carenza demografica, immagina di poter sostituire persone o di lasciare a casa persone. Semplicemente viene richiesto un livello più alto, quindi anche dalla parte dell'operatore una maggiore disponibilità a ritagliarsi un ruolo più trasversale, ad aumentare le proprie competenze. A nostro avviso è un'enorme possibilità, almeno quello che vediamo noi, un'enorme possibilità per aumentare brutalmente invece le expertise e il ruolo anche all'interno dell'azienda. Tornano
Sono sul piede di guerra i genitori dei ragazzi della sede del Maffioli di Fietta di Pieve del Grappa, oggi chiuso. Alberghiero Maffioli, dopo la chiusura della sede di Pieve del Grappa, tornano all'attacco i genitori dei ragazzi e delle ragazze che si trovano costretti a trasferirsi a Castelfranco e Montebelluna. Una situazione definita inaccettabile perché, dicono, non ci sono motivi validi per la chiusura della filiale in un territorio a cavallo tra due province, Treviso e Vicenza, che va a beneficio dell'intera area pedemontana trevigiana. Abbiamo chiesto però più volte di ottenere un tavolo congiunto per arrivare, diciamo, a dipanare la vera motivazione, perché la sostenibilità l'abbiamo dimostrata e abbiamo documentazione, insomma, su questo. Una scuola, ci dicono i genitori, che funzionava. Nonostante questo, le iscrizioni a Fietta erano state bloccate da 2 anni, determinandone la fine. Anche se una persona avesse voluto iscriversi, uno studente volesse iscriversi in pedemontana, non gli viene data l'opportunità. In più la sede pedemontana era anche frequentata da parecchi studenti fragili che ovviamente all'interno di una grande città si troveranno in difficoltà. Oltretutto è in una zona con il MAB UNESCO, zona a vocazione turistica e anche a vocazione enogastronomica, quindi uno si chiede perché si sia deciso di chiudere semplicemente per una logica numerica ed economica, sembrerebbe. Personalmente io avrò un raddoppio delle spese per quanto riguarda gli abbonamenti, oltre che dover anche affrontare un viaggio molto più lungo. I genitori in più occasioni si erano rivolti a provincia e regione per chiedere a gran voce che la sede di Pieve restasse attiva. Poi il rinnovo in regione nella stessa provincia dei rispettivi consigli e qui un muro, perché noi abbiamo cercato di avere contatti con assessori regionali e abbiamo cercato anche di interessare varie parti politiche, però nella maggior parte dei casi non abbiamo avuto nessun tipo di riscontro, anzi. Oggi noi dobbiamo rimediare a uno strappo fatto in questa zona. C'è tutto perché questa scuola e anche e soprattutto gli alunni, perché questa scuola rimanga in pedemontana. E adesso il gesto di grande umanità del sindaco di Ponzano, Baseggio, che nei giorni scorsi è andato a fargli visita insieme a Lilli, la cagnolina che lui, il suo proprietario, aveva dovuto lasciare in canile per qualche giorno dopo un incidente. Vediamo com'è andato l'incontro. La cagnolina Lilli non lo vedeva da quasi un mese. Lui, Luciano, chiedeva sempre di lei nella sua fase di recupero dopo aver avuto un incidente che lo aveva allontanato da casa. Così il sindaco di Ponzano, Antonello Baseggio, ha deciso che doveva fare qualcosa, perché anche lui, Gattaro, sa che i pelosi non sono solo animali d'affezione, ma famiglia, amici sinceri, sostegno profondo, per non dire cura. E dopo tutti questi giorni insieme ai vicini di casa abbiamo deciso di fargli una sorpresa, quindi mi sono recato all'EMPA, perché insomma io sono un gattaro e quindi sui cani non sono molto attrezzato, mi sono fatto prestare una gabbia, dei guinzagli. Con vicini di casa abbiamo preso Lilli, ci siamo fatti un po' di strada perché non è qui vicino e siamo arrivati ai cancelli della struttura e il signor Luciano l'avevo chiamato per telefono 5 minuti prima dicendo che andavamo a fare una visita così di cortesia, non gli avevamo detto niente e appena lui era in giardino, appena la cagnolina è scesa ha riconosciuto la voce, insomma è stata mezz'ora di gioia, insomma il cane è entrato di corsa, gli è saltato addosso, lui non riusciva più a trattenerlo, poi era abbastanza anche lui emozionato, insomma diciamo che è vero, le persone contano sempre di più gli animali, ma in questo caso l'animale ha fatto quello che mancava dopo 30 giorni, quell'affetto che gli mancava ed è stato proprio emozionante. Lilli in realtà ha passato solo qualche giorno in canile e adesso è già tornata nella sua casa, curata in prima persona proprio dal sindaco e dagli altri vicini di casa, in un recupero di quel concetto di buon vicinato che sta sempre più venendo a mancare. Con i vicini di casa noi ci diamo i turni perché poi alla fine bisogna ritornare a quei villaggi, in quei paesi dove eravamo una volta, dove il vicino di casa si fa anche prossimo e ai problemi anche di chi è accanto e non di chi non conosce nemmeno il nome del dirimpettaio della scala di un condominio di solito. Diciamo che sono quei gesti che servono a ricostruire forse quella società che oggi manca. Poi gli animali sono quella marcia in più, si trattati con cura, poi loro danno quell'amore che non ha confini, sul serio a volte manca la parola.
E adesso andiamo a Pordenone, sarà il trio Il Volo a esibirsi al Concerto per l'Italia, l'evento che il 20 settembre chiuderà la 27esima edizione di Pordenone Legge e celebrerà la presenza in città del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Abbiamo scelto intanto Il Volo, già un anno fa, perché è un complesso transgenerazionale che porta il bel canto italiano assieme anche alla musica attuale, e sarà un concerto che trasformerà Pordenone in una grande arena musicale. Sarà affidato al trio Il Volo, il Concerto per l'Italia, l'evento che il 20 settembre chiuderà la 27esima edizione di Pordenone Legge e celebrerà la presenza in città del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un concerto sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel percorso di avvicinamento a Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027. Per noi è un grande onore. E Mattarella è un campione nella difesa delle libertà e quindi, oltre a essere la figura istituzionale più importante di questo Paese. Concerto significativo con presenze quanto mai significative. Avere il Presidente della Repubblica a questa manifestazione ci riempie d'orgoglio. Il concerto, ospitato dalle 19 al Teatro Verdi con ingresso riservato, potrà essere seguito in diretta negli spazi allestiti in piazza 20 settembre, con proiezione sulla facciata del teatro stesso, e in via Mazzini, Largo San Giorgio e piazza della Motta, dove saranno predisposti maxi schermi. Questi spazi saranno a ingresso libero. Per migliaia di persone, ci saranno le poltrone per tutti, è un impianto straordinariamente efficace che farà vivere le persone che sono fuori dal teatro meglio di come siano all'interno del teatro. Quindi tutto questo sperimenterà una nuova modalità di poter fare concerti a Pordenone. Nel corso di Pordenone Legge sarà anche consegnata una speciale onorificenza, quella di Ambassador of Freedom, ambasciatore della libertà. Verrà consegnata a Mattarella, a Salman Rushdie e alla Vera Politkovskaja. Quindi sarà una giornata straordinaria che sarà seguita poi da questo grande concerto. In queste settimane di esodo e di traffico intenso sono stati diversi gli incidenti stradali, anche di grave entità, tutti con interventi immediati dei soccorsi da parte dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, ovvero il SUEM 118 e i Vigili del Fuoco. Ma non è sempre stato così, come ci racconta un servizio di 40 anni fa dedicato ai volontari del centro sorto spontaneamente a Quarto d'Altino, una scelta legata alla Jesolana, allora unica strada per il mare, ma anche alla A4. E allora io vi lascio con questo servizio della nostra consueta rubrica della domenica dedicata alla nostra storia, quindi vi lascio con queste immagini del nostro archivio. Intanto vi ringrazio e poi a seguire ci sarà la sigla e le previsioni del tempo. Vediamo le immagini e ancora buona domenica. Sala radio del gruppo Volontari del Soccorso di Quarto d'Altino. L'operatore sta raccogliendo una richiesta di soccorso. È un incidente stradale accaduto tra Caposile e Porte Grandi, tratto tristemente noto nel periodo estivo. Cinque squilli di campana e le unità di soccorso sono mobilitate, forse c'è una vita da salvare, bisogna arrivare al più presto sul luogo dell'incidente. Sono attimi convulsi nei quali tutto però funziona perfettamente. È uno spaccato della vita quotidiana 24 ore su 24 dei volontari del soccorso di Quarto d'Altino. Siamo andati oggi a trovarli perché in questo periodo, coprendo con i loro interventi una zona nevralgica come quella in cui gravita tutto il traffico per Jesolo e Caorle, sono diventati un elemento importantissimo di pronto intervento. Signora Zola, 5 anni fa non c'era niente, oggi centinaia di interventi all'anno. Effettivamente centinaia di interventi. Noi siamo venuti a Quarto d'Altino dopo avere preso in considerazione che la zona mancava di un centro di pronto intervento, di pronto soccorso. Questa è una strada per il mare
coperta da 2 autostrade e c'è un traffico non indifferente. Ecco la ragione per cui noi abbiamo ritenuto di basare qui un centro di pronto intervento con autoambulanze. Attualmente la struttura può far conto su 110 iscritti, 35 dei quali compongono le unità di intervento, tutti rigorosamente volontari, giovani, operai, impiegati che hanno seguito a loro spese nei ritagli di tempo libero corsi altamente specializzati, 4 ambulanze, un polisoccorso antincendio, un furgone d'appoggio sommozzatori, un gommone. In arrivo 2 nuove ambulanze, di cui una attrezzata per la rianimazione, un automezzo attrezzato a cucina per gli interventi nelle calamità, una nuova sede. Contributi pubblici a questa attività che è difficile non definire benemerita, nell'86 21 milioni e 500 mila lire. Qualcuno forse potrebbe arrossire. Allora io le dico con tutta onestà, con tutta franchezza, qui siamo oltre 100 iscritti. I mezzi che lei vede fuori sono stati acquistati da noi. Le spese di esercizio, le spese di gestione sono notevoli. Lei calcoli che noi solo di carburante abbiamo oltre 1 milione al mese di spesa, solo di benzina per i mezzi di pronto soccorso. Poi lei deve mettere il mantenimento, mangiare, luce, telefono, le divise, stivali, tutto quello che può servire. Posso dirle, l'ossigeno che noi usiamo nelle ambulanze per soccorrere coloro di cui hanno bisogno di ossigeno, appunto, l'ossigeno lo compriamo noi. E allora non voglio fare polemica, penso che questo sia sufficiente. Nel 1986 991 interventi complessivi, dei quali 252 in incidenti stradali con 380 feriti soccorsi. Nel primo semestre dell'87 siamo già ad oltre 600 interventi e questa gente continua ad essere d'esempio per tutti e a non chiedere niente a nessuno. Qualcuno dirà che siamo dei pazzi, sì siamo dei pazzi, ma siamo felicissimi di essere pazzi di questo tipo.